Trasferiamo a Taormina per parlare di verismo e simbolismo insieme con cavalleria rusticana e pagliacci per quel che riguarda le opere dirette del Festival Euro-Mediterraneo da Enrico Castiglione. Ha seguito per noi il debutto taorminese Sergio Sciacca. È stato un debutto internazionale sabato scorso per l'Orchestra Filarmonica di Hangzhou sotto la guida attenta del maestro Yang Yang, che ha reso gli effetti melodici di cavalleria rusticana e pagliacci con una sensibilità tra verismo e simbolismo che è stata difficile da trovare anche in Italia. Ricchi di soluzioni coloristiche i costumi firmati da Sonia Cammarata e le sonorità corali preparate da Francesco Costa. Ma le migliaia di spettatori accorsi sabato scorso sono rimaste incantate soprattutto dalla dolcezza del canto e dalle calligrafie melodiche di Piero Giuliacci, tenore robusto e interprete vigoroso di compare Turiddu e Pagliaccio, di cui ha fatto vibrare sentimenti e furie. Non meno ricca la tavolozza sentimentale e canora di Valeria Sepe nei panni di Colombina e di Silvana Froli in quelli di Santuzza, mentre Tian Hui ha colorato di begli effetti scenici la seducente figura di Lola. Uno spettacolo reso vario dalla scenografia di Castiglione, accentuando il verismo nel capolavoro di Leoncavallo e il simbolismo in quello di Mascagni, con una trasposizione di intenzioni stilistiche che è stata sottolineata dai musicologi accorsi per l'evento. Con questi caratteri la serata segna una tappa rilevante anche nella storia dell'interpretazione del melodramma ottocentesco. All'orizzonte l'Etna ha partecipato a suo modo con le fiamme e i rimbombi del suo attuale risveglio. Anche per questo sono serate uniche.